Inaugurato il collegamento ferroviario tra Agrigento e l'aeroporto di Palermo. Festeggiati ad Agrigento i 100 anni dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri. Da Fontanelle l'esasperazione di decine di famiglie che non ricevono acqua da 2 mesi. Manifestazione per commemorare Pirandello, ma anche per dire no al rigassificatore. Acragas e Pro Favara nella pagina sportiva. Benvenuti su TVA Notizie. Da Agrigento all'aeroporto di Palermo in treno. Questa è la novità che non deve comunque chiudere il discorso sull'aeroporto di Agrigento. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Oggi è un giorno importante per Agrigento. Conosciamo tutti noi i disagi che noi agrigentini e noi cittadini del territorio abbiamo per raggiungere gli aeroporti più vicini. Io ringrazio il Presidente Schifani che è accanto, è sempre stato accanto a questa nostra comunità, ringrazio l'assessore Rigori, ringrazio la direttrice e il direttore di Trenitalia, ringrazio tutti coloro i quali hanno voluto fortemente questa infrastruttura. Io penso che questo è il primo passo. Agrigento capitale italiana nella cultura 2025 avrà un mezzo fondamentale affinché non solo noi del territorio ma anche i turisti potranno raggiungere in maniera molto molto più agevole la nostra città, la nostra provincia. E non dirò mai di ringraziare il Presidente. Sin dal primo giorno della nostra proclamazione il Presidente dell'intera giunta regionale è stata al nostro fianco, si è mossa come Agrigento e lo è, fosse l'intera Sicilia. A questo punto quindi in conclusione non voglio farvi perdere tempo, voglio fare mia una frase della scrittrice francese Edmond Charlotte, quando venne per la prima volta in Sicilia, dopo essere stata a Siracusa, Palermo e per Agrigento, queste nel bene e nel male la Sicilia e l'Italia al superlativo. Io lo voglio fare mia, voglio dire nel bene e nel male Agrigento e la Sicilia al superlativo. È una bella giornata come tante giornate in cui si avvia qualcosa di importante per la nostra regione. Stiamo lavorando a pancia in giù quotidianamente, senza pause, senza sabati, senza domeniche, per fare in modo che la nostra terra cresca sempre di più. Questo è il nostro impegno. Lo realizzo attorniato a un'ottima squadra di assessori con una maggioranza compatta che non ha mai dato problemi, se non quelli apparentemente evidenziati dal giornalismo, che deve fare naturalmente la sua parte, ma sono piccoli contrasti relativi a questioni localistiche che trovano sempre composizione nel senso della responsabilità. Ci avviamo a concludere questa sessione di bilancio, ho ribadito che faremo la nostra parte, la Commissione finirà sicuramente entro i tempi prefissati il proprio lavoro, poi ci sarà l'Aula, saremo presenti in Aula, lavoreremo con serietà, con senso di responsabilità, ascoltando anche le proposte dell'opposizione. Certo, se l'opposizione dovesse assumere posizioni barricadiere da ostruzionismo, secondo me farà un male a se stessa e forse farà un male alla Sicilia. Noi non ce ne faremo una ragione, ascolteremo le proposte dell'opposizione, qualora queste dovessero essere costruttive lo faremo con impegno come abbiamo sempre detto. Lei sarà spesso presente ad Agrigento? Beh, Agrigento Capitale della Cultura mi obbliga, lo dico con affetto, ad essere presente qui. La manovra ha previsto già 10 milioni per implementare l'aspetto urbanistico di questa città, le coordineremo queste spese assieme naturalmente all'amministrazione comunale. Verificheremo a che punto è la questione relativa alla costituzione della fondazione, che mi pare ritardi un poco, cercheremo di metterci un occhio, ma in una logica naturalmente collaborativa, non tanto di controllo. La lettera del Ministro Salvini che significato assume? Cosa? La lettera del Ministro Salvini. La lettera del Ministro Salvini dà una panoramica di quelli che sono gli investimenti previsti per tutto il Mezzogiorno. Presidente, sulla provincia resta un sogno, Presidente. Scusate. L'aeroporto in questa provincia? Non sento. L'aeroporto in questa provincia? Beh, diciamo che se ne parla ma non è all'ordine del giorno. Allo stato attuale
Si è parlato tanto dell'ampliamento dell'aeroporto di Catania, si parla di Palermo, va bene, si parla del potenziamento del Comiso come cargo, come aeroporto cargo. L'aeroporto di Agrigento non è all'ordine del giorno, ma ciò non significa che non se ne possa discutere naturalmente, non lo escludo, non mi sento di escluderlo, però siccome sono una persona pragmatica cerca di parlare poco e realizzare di più, per cui il momento in cui ci sarà un tavolo che studierà questa esigenza anche sotto il profilo del marketing, della possibilità della comunicazione con il resto del Paese, nulla vieta che si possa discutere, ma tutto va concertato a questo punto con il governo nazionale. Lei con l'ENAC. è intervenuto sull'Agrigento-Palermo incompiuta, proprio ha detto che farà il possibile. Domani faremo il punto, domani sarò a Roma per vari incontri, tra cui anche quello con i vertici ANAS con i quali mi confronto, parleremo più che altro per la messa a punto della 19, quindi, però già ho accennato ai vertici ANAS che dovremmo aprire subito un dossier sulla Palermo-Agrigento e da domani cominceremo ad accentuare il focus su questa arteria, questo è l'impegno del governo. Dottoressa, una battuta su questo collegamento, avete fatto tanto come ferrovie in sinergia, diceva lei, con la Regione? Sì, 4 nuovi collegamenti Agrigento-Aeroporto, 4 collegamenti importanti per i pendolari, per i lavoratori che vanno anche negli ospedali, perché gli orari sono stati pensati per servire un po' tutte le attività che circondano il comprensorio di Palermo, per gli studenti, ma anche per tutte quelle persone che vengono ad Agrigento nel proprio tempo libero che possono raggiungere direttamente l'aeroporto in 2 ore e 30 e non 3 ore e 16 come prima, quando con i collegamenti che hanno l'interscambio a Palermo Centrale. Per quanto riguarda i costi? I costi sono i biglietti e la sommatoria dei 2 biglietti che come prima, quindi non ci sono aumenti e quindi ora l'importo è 10 euro, però i costi sono quelli di prima. Quanti saranno le corse? Giusto sono 4 collegamenti, uno la mattina alle 5.50 e l'altro alle 10.50, quello che prenderemo in partenza, e a rientro alle 13.40, 17.40. Orari studiati non solo per chi si sposta nel proprio tempo libero, ma pure per i pendolari, i lavoratori e gli studenti. Sì, è un tratto fondamentale per la mobilità in Sicilia, non soltanto per la provincia di Agrigento, ma anche la possibilità di collegare il grande flusso turistico che nel frattempo, in questi mesi, in funzione di Agrigento capitale della cultura, implementerà a dismisura. Quindi la Regione siciliana, il governo Schifani, sta facendo la sua parte con atti concreti. Abbiamo stanziato in questa prima fase 800.000 euro, quindi il servizio costerà circa 300.000 euro al mese, 2 coppie di treni che partiranno al giorno in andata e ritorno e serviranno non soltanto a livello turistico per arrivare alla stazione aeroportuale, all'aeroporto di Palermo, ma anche collegare la stazione centrale di Palermo ed anche la cittadella universitaria. Quindi pensiamo anche ai migliaia di studenti che si recheranno ogni giorno a Palermo, potranno arrivare direttamente alla stazione di Stazione d'Orleans, che sarà funzionale all'arrivo all'Università di Palermo. Ringraziamento per il suo lavoro, dottore Di Micheli. Sì, sono molto contento perché noi siamo quelli che lavoriamo, diciamo, dietro le telecamere, però c'è i risultati non si raggiungono mai da soli, quando si è in squadra, e devo dire che l'assessore Aricò, quando io ho presentato questo progetto, mi ha subito dato l'opportunità di realizzarlo assicurandomi la copertura finanziaria, e quindi siamo stati, diciamo, agevolati da questo progetto, anche perché Agrigento sarà la capitale della cultura, e anche se non abbiamo fatto una pre-informazione, devo dire che il successo è veramente grande. Seguiranno altre novità e saranno, però non li voglio anticipare perché si hanno in studio altri collegamenti che ancora di più collegheranno velocemente la città di Agrigento con tutti e 2 gli aeroporti e con altri treni. I 100 anni dell'Ordine degli Ingegneri. Ad Agrigento una grande festa e una mostra sulla storia dell'albo. Arturo Cantella. Presidente, oggi questo importante momento per festeggiare non solo i 100 anni, ma ribadire anche ciò che sono le regole importanti che l'Ordine Nazionale dà, e anche per salutare i giovani e i meno giovani che danno appunto l'indirizzo di saluto anche ai ragazzi.
Un'importanza veramente particolare questa giornata che vede insieme i giovani a cui diamo il benvenuto con quelli che invece hanno una certa anzianità di iscrizione all'ordine, che si sono anche distinti per l'attività, e abbiamo fatto corrispondere con il centenario dall'istituzione dell'ordine, che è stato istituito nel 1923. E per questo abbiamo voluto i massimi rappresentanti a livello nazionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e quindi abbiamo il piacere di avere con noi il Presidente nazionale Mimmo Perrini, il Segretario nazionale che è il nostro conterraneo Peppino Giuseppe Margiotta, e tantissimi colleghi che si trovano qui a festeggiare questo importante traguardo raggiunto, sempre gli ingegneri che restano al passo coi tempi, presenti sul territorio, perché cerchiamo di fare squadra con gli altri ordini, cerchiamo di fare squadra tra di noi, cerchiamo di essere presenti nel territorio per dare il nostro segnale importante anche sui temi più attuali. Basta ricordare l'interesse che abbiamo dimostrato per le infrastrutture, quando nel 30 ottobre di 2 anni fa al Teatro Pirandello abbiamo voluto invitare tutti i vertici sia nazionali che regionali delle infrastrutture per chiedere conto alla Regione del perché non ci fossero fondi nel PNRR per infrastrutture nella provincia di Agrigento. Lo stiamo tornando a fare oggi chiedendo un aeroporto per Agrigento, così come l'abbiamo fatto per le strade, così come abbiamo voluto dire la nostra sull'opportunità di un ponte sullo stretto che collega la Sicilia con il resto d'Europa. Sono temi su cui gli ingegneri vogliono essere presenti, quindi non si occupano semplicemente di accogliere le sfide del futuro, come per esempio l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo una commissione di ingegneria dell'informazione che si sta occupando di questo, e ci rendiamo conto che questa è una rivoluzione epocale di cui ancora pochi ne hanno compreso la portata, e noi ingegneri siamo sempre pronti a confrontarci e aperti a tutti, e siamo voluti uscire anche fuori dalle nostre stanze per parlare all'uomo comune, e quindi ecco, è importante dirlo a tutti che gli ingegneri ci sono, hanno dato un importante contributo al sviluppo del Paese Italia, continuiamo a farlo confrontandoci sui temi del territorio, e anche diamo il nostro contributo, il nostro pensiero lo vogliamo portare anche in Italia, e infatti la prova ne è che c'è presente qui tutto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con cui noi dialoghiamo formalmente e a cui abbiamo chiesto tantissime cose, per esempio l'obbligo di iscrizione anche per i dipendenti pubblici che si occupano di lavori pubblici, dell'iscrizione all'albo. Questa è una delle cose che garantisce sia la pubblica amministrazione che la conclusione dei lavori, perché essere iscritti all'albo è una garanzia per tutta la collettività. C'è anche una mostra, stiamo vedendo un'evoluzione proprio con alcuni cartelli che indica che partono dal 1902 fino ad arrivare oggi. Sì, abbiamo voluto riportare queste tavole che vedete qui, dove sono riportati alcuni dei passaggi più importanti della storia dell'albo, dal primo presidente Finocchiaro Aprile fino ad oggi, con delle tappe importanti che hanno segnato l'evoluzione di tutta la classe della categoria degli ingegneri, ed è importante ricordarla qui a tutti i colleghi. Occasione per accogliere i nuovi iscritti all'albo, qual è l'augurio che fa a questi nuovi colleghi? Sì, la cosa bella è che noi quando c'è un nuovo iscritto siamo felici perché gli diamo il benvenuto. La prima cosa che diciamo è che devono sentirsi un po' in una grande famiglia, che devono chiederci se hanno consigli, se hanno dei pareri, se hanno difficoltà anche semplicemente per fare una ricevuta, una fattura. Oggi è bello sapere che c'è, tra virgolette, un amico più grande che ti può indirizzare, e a questi giovani chiediamo di fare vita dell'ordine, di dare il loro contributo nelle tante commissioni che noi abbiamo. Noi abbiamo quasi 30 commissioni, sia dagli enti pubblici, sia alla tecnica, alle strutture, all'ingegneria dell'informazione, alla transizione ecologica e digitale, e quindi c'è veramente spazio per tutti per fare vita e socializzare, e per dare il proprio contributo all'ordine, che poi ovviamente investe sul territorio. Oggi qui ad Agrigento, per festeggiare i 100 anni della fondazione dell'ordine, è un momento importante anche per il ruolo che riveste nazionalmente proprio l'Ordine Nazionale degli Ingegneri. Certo, l'Ordine degli Ingegneri si è costituito in base al Regio Decreto del 23, sono passati 100 anni, anche se poi operativamente la sua attività, l'attività del Consiglio Nazionale, è iniziata dopo la guerra, dopo il fascismo, nel 1948, quando si insediò il primo Consiglio Nazionale guidato da Finocchiaro Aprile. Si sono succeduti altri 13 Consigli Nazionali, altri 13 Presidenti, cioè questo che io di cui sono ora il Presidente è il 20° Consiglio dal suo insediamento. Naturalmente l'ingegnere in Italia è cambiato
Negli anni 23, nel 23 quando fu costituito l'albo, l'ingegnere si occupava prevalentemente di infrastrutture, di edilizia, di opere idrauliche e successivamente opere industriali. Ora invece il campo di azione degli ingegneri è a 360 gradi, dalla bioingegneria all'intelligenza artificiale, oltre che ovviamente a tutti quei ruoli e quei compiti che venivano già svolti nel passato. È un salto di qualità enorme al quale ovviamente dobbiamo essere abituati e cercare di rendere alla collettività un servizio sempre di più alta qualità. Lei ha voluto essere presente per dare il suo benvenuto anche ai giovani e a chi ha maturato anche diversi anni di esperienza nel campo. E certo, i giovani devono imparare dagli anziani, da quelli che hanno svolto la professione nel passato. Sono venuto ad Agrigento perché l'ordine Agrigento è retto benissimo, un ordine molto ben organizzato che riesce ad accattivare anche le simpatie di coloro che non sono iscritti all'albo. Noi stiamo facendo una campagna per fare in modo, a vantaggio della società civile, che tutti gli ingegneri che svolgono questa professione siano iscritti all'albo, in modo tale che obbediscano al codice ontologico e abbiano l'obbligo della formazione. Formarsi ed aggiornarsi è indispensabile per poter svolgere questa nostra attività che sulla scorta delle modifiche sia tecnologiche e le innovazioni è importante naturalmente ai fini di garantire un servizio ottimale. Oggi presente a questi 100 anni della fondazione dell'Ordine ad Agrigento, lei rappresenta la consulta regionale. Ecco, come incide il lavoro della consulta regionale nel tessuto isolano? Intanto sono onorato dell'invito fattomi da Achille Furioso, il Presidente Furioso del Consiglio dell'Ordine di Agrigento, per questo evento nei 100 anni della istituzione del nostro albo. Come consulta regionale cerchiamo di incidere a livello siciliano in tutte le norme sia di recepimento che in tutte le norme regionali. Uno degli ultimi importanti traguardi raggiunti è proprio nel recepimento del codice dei contratti. L'anno scorso, quest'anno è iniziato con un'importante audizione che riguardava la CTS, la riforma della CTS. In estrema sintesi noi cerchiamo di essere sempre presenti e rappresentare a livello regionale, presso il governo regionale, le istanze degli ingegneri siciliani che sono una grandissima comunità. Ecco, oggi lei rappresenta il Consiglio nazionale in questa iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento dei 100 anni. Ecco, quanto è importante il vostro ruolo nazionalmente? Tra l'altro io sono il segretario mentre è presente pure il Presidente, ma la verità è che abbiamo una grande attenzione per l'Ordine Agrigento, che sono degli amici, io li conosco da tempo, da quando ero coordinatore della consulta siciliana degli ordini, e questi 100 anni non sono passati invano, perché la forza propulsiva che il Consiglio nazionale dà alla categoria si sta rinnovando ancora una volta. Non siamo né stanchi né affaticati da questi 100 anni, anzi riteniamo che ci siano ancora tante cose da fare. La prima fra tutte è quella di un riconoscimento di tutti gli ingegneri. In Italia in questo momento i laureati in ingegneria sono circa 1 milione, gli iscritti agli ordini sono 1/4, 250.000. Si capisce come rispetto ai medici, rispetto agli avvocati, che hanno certamente come noi delle responsabilità sulla sicurezza e sulla salute pubblica, anche noi vorremmo coinvolgere tutti i laureati in ingegneria in questa nostra stessa avventura. Oggi presente a questa iniziativa importante dei 100 anni dell'Ordine. Ecco, lei rifletterà su un argomento sicuramente di grande rilevanza che è l'equo compenso. Ecco, ci spieghi cosa vuol dire? Considerate una cosa, che l'equo compenso è un modo per garantire la corretta prestazione e il corretto pagamento della prestazione che viene svolta. Sostanzialmente cosa succede? Il legislatore ha definito con la legge 49 del 2023, ha definito quelli che sono i committenti forti per i quali il compenso non può essere stabilito dal singolo professionista ma deve essere stabilito per legge. I committenti forti sono ben identificati e sono
le pubbliche amministrazioni, le banche, le assicurazioni e le società che hanno più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro di fatturato. In questo caso il compenso non lo determina il professionista, ma è stabilito dalle tariffe del Ministero di Giustizia. Ecco, questo non viene applicato attualmente o viene applicato marginalmente? Allora, diciamo che ci sono state due fasi. C'è stata una prima fase in cui questa norma veniva totalmente disapplicata. Noi come Consiglio nazionale da luglio abbiamo fatto un grosso lavoro attraverso un documento del nostro centro studi, successivamente abbiamo fatto una serie di circolari, delle interpretazioni che ci sono state su ANAC e ora diciamo che l'equo compenso è ampiamente applicato. Ci sono ancora delle sacche di resistenza che non convengono sull'applicazione dell'equo compenso con il codice attuale, però sono sempre in maggiore diminuzione. Un guasto nella condotta idrica crea pesanti disagi dalle parti di Fontanelle. Cittadini esasperati pronti alla denuncia, come dicono ai nostri microfoni. I cittadini che pagano le bollette hanno il sacrosanto diritto ad avere erogati i servizi. Dovrebbe essere così, ma non lo è, a quanto pare, per il servizio idrico che sta creando da 2 mesi una situazione incredibile ed incresciosa per decine di famiglie dalle parti di Fontanelle a causa di un guasto che non si riesce a riparare. Esasperati e stanchi di attendere, gli interessati sono ora intenzionati a denunciare il caso alla Procura della Repubblica. Siamo un gruppo di abitanti, utenti dell'AICA, che stiamo vivendo un grandissimo disagio. Dal 19 settembre di quest'anno a tutt'oggi non ci arriva più l'acqua nelle nostre abitazioni, perché a detta dall'AICA stesso, dai tecnici che qualche volta qualcuno ha incontrato. Spieghiamo dove ci troviamo. Ci troviamo in Viale Sicilia. Le persone interessate principalmente sono in Viale Sicilia e la parallela sopra la Viale Sicilia, dove ci sono altre famiglie. Questa condotta, a noi l'acqua viene data tramite un raccordo che si trova vicino al bar del signor Genova, quindi è stata costruita a suo tempo 30 anni fa una condotta da noi privati e quindi attraverso questa condotta ogni 2-3 giorni arrivava l'acqua. Ora l'acqua non arriva più, come le dicevo, dal 19 settembre a tutt'oggi. Hanno provveduto l'AICA con qualche cisterna di acqua con mezzi sostitutivi, appunto di cisterne di privati, bade bene, non cisterne dell'AICA. L'AICA ci metteva l'acqua che la andavano a pigliare al ripartitore della zona industriale, e però il servizio di fatto lo faceva un privato, e quindi le cisterne dei privati, con a bordo anche un dipendente dell'AICA che doveva accertare che l'acqua veniva consegnata alle persone che l'avevano richiesto. Questo problema è diventato, non so come dirlo, non increscioso, devastante. Nelle famiglie ci sono persone anziane, ci sono bambini, c'è una casa di riposo per anziani di fronte al rifornimento di benzina del Viale Sicilia. Io non lo so come fanno queste persone ad accudire tutti questi anziani con le loro problematiche che hanno. Non è possibile che questo problema si possa ancora ulteriormente prorogare, non so per quanto tempo. Le notizie generiche dicono che non hanno soldi per le riparazioni, ma a noi questo non interessa. Noi siamo degli utenti che ogni 2 mesi paghiamo regolarmente le bollette. Se ci sono bollette che altri non pagano, se la vanno a pigliare con gli altri, ma non con noi. Perché le notizie dicono che l'AICA, scusate, è piena di debiti, ma a noi questo non ci interessa. Noi ci interessa. Cosa intendete fare da domani, da lunedì? Ecco, da lunedì, se noi non riusciamo ad avere contatti, perché parlare con l'AICA è un'impresa, è un terno all'otto. Lei se ne può andare lì, non ci ricevono, non parlano con nessuno. Noi da lunedì, dopo aver fatto l'ultimo tentativo, se non c'è nessuna risposta, noi andiamo a fare una denuncia alla Procura della Repubblica. Per l'interruzione del servizio pubblico. Oltre che per l'interruzione del servizio pubblico, di tutto quello che ne verrà presto, per lo stato di ansioso che ci stanno creando a tutti noi. Perché non è solo l'interruzione del servizio pubblico. Facciamo parlare 2 donne, 2 madri di famiglia. Noi abbiamo problemi neri ad vivere la quotidianità, per quello che è tutto quello che c'è da fare, lavare, pulire,
in una famiglia. Ora io dico, se manca l'energia elettrica nell'arco di 15 ore, un giorno viene ripristinato. Com'è possibile che l'acqua è da 3 mesi che loro, pur essendo servizio pubblico, ci lasciano senza acqua? A combattere con le centraliniste che ci dicono ora sollecitiamo, sollecitiamo e da giorno 4 che abbiamo richiesto una cisterna, siamo a giorno 9 dicembre e acqua non è arrivata. Come fa a fornirsi lei? Come faccio? L'ultima volta sono venuti loro con la cisterna dell'AICA, ma ora non abbiamo vengono chiamato più. le cisterne private. I miei genitori sono anziani, è problematica la cosa, molto problematica. 2 volte già sono venute le cisterne, le autobotti private a portarci l'acqua. La cosa peggiore è che quando uno di noi va all'ufficio, nessuno sa darci notizie, nessuno sa niente. Anzi, ci prendono in giro perché ci dicono le autobotti le mandiamo soltanto al comune, all'ospedale, agli uffici pubblici, alle case private no, ci dovete pensare voi a fare l'approvvigionamento. Quindi sulla denuncia eventuale alla procura siete tutti d'accordo? Ovviamente, sicuramente interessa a tutti. È una cosa di pubblico interesse, come facciamo? Non è che possiamo. È da sottolineare anche che tutte noi famiglie interessate in questo momento siamo senza acqua e abbiamo sopperito a spese nostre a far arrivare le cisterne. Diciamo un Natale all'asciutto si rischia. Natale all'asciutto, nonostante l'aggravio anche di costi, perché ricordiamo che paghiamo le bollette regolarmente e stiamo pagando anche privatamente le autocisterne. Abbiamo pagato già 2 autobotti a spese nostre. Poi un'altra cosa, quando l'autobot decide di arrivare, se noi siamo al lavoro dobbiamo intervenire, dobbiamo uscire dal lavoro, prenderci un permesso, cioè non sono in grado di assicurarci, oggi non viene l'acqua, però signora arriva l'autobot. Ecco Genova, tu hai un esercizio pubblico, come fai a fornirlo? Allora, noi come esercizio pubblico abbiamo priorità nel rifornimento da parte dell'AICA delle autobot, ma è sempre una problematica perché dobbiamo controllare, non sempre le autobot arrivano in tempo e quindi tutto il problema di un'attività che può rischiare anche di chiudere perché senza acqua capisce bene qual è il problema. Inoltre, sempre sulla stessa cosa, noi sappiamo che c'è un'interruzione, un guasto che va avanti da ottobre e sempre la risposta che dicono a tutti è si deve provvedere, ma non si sa, non c'è una data in cui inizieranno questi lavori per ripristinare la condotta. A 2 anni dalla tragica esplosione, Ravanusa ha ricordato le vittime con una messa celebrata dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. Nel pomeriggio si terrà un incontro sul tema della rigenerazione. Sarà presente il generale Vittorio Stingo, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Al piazzale Caos ieri si è commemorato Luigi Pirantello a 87 anni dalla morte, l'occasione anche per dire no al rigassificatore, il servizio di Arturo Cantella. Paolo Cilona, rappresentante del CEPASA, ha voluto oggi indire questa manifestazione proprio qui nella casa di Pirandello. Come mai? Perché questa coincidenza e perché proprio qui? Perché il Caos, la spiaggia dei luoghi pirandelliani, tanto famosi per essere stati decantati dal grande scrittore, sono oggi presi di mira dal rigassificatore. Quindi era un'opportunità per far capire che noi non possiamo consentire la realizzazione di un rigassificatore dopo i danni arrecati dai poteri forti verso Priolo, Gela, Milazzo, Melilli, parte di Siracusa. Ora basta, la Sicilia non può essere la pattumiera dei disegni strategici dei poteri forti e questa nostra reazione è un fatto democratico di una popolazione che vuole infrastrutture, non vuole rigassificatori, non vuole petrolchimici, non vuole tutto ciò che arreca danno all'ambiente e al paesaggio. Claudio Lombardo, oggi qui questa manifestazione contro il rigassificatore alla casa natale di Pirandello, avete scelto proprio questa giornata per farla, perché?
Per due motivi: primo, per ricordare l'87° anno dalla morte del drammaturgo agrigentino che ricorre proprio oggi, e poi con il nostro blitz e con la nostra bombola abbiamo protestato contro il rigassificatore. Si vogliono cancellare 2600 anni di storia con la costruzione di questo rigassificatore. Noi abbiamo portato una bombola vuota, il danno che può fare una bombola vuota è incredibile. Immaginiamo il danno che può fare al nostro mare, al nostro territorio un rigassificatore qui. Noi vogliamo altro per Agrigento e per la Sicilia, vogliamo la valorizzazione dei nostri beni archeologici e culturali. Non vogliamo il rigassificatore, è utile ma non qui. Allora, noi siamo qui insieme ad altre 40 associazioni, circa 40, per protestare contro il rigassificatore, soprattutto a ridosso della casa di Pirandello, soprattutto a ridosso della nostra Valle dei Templi. Ci rammarica il fatto di non vedere qui a protestare insieme a noi i sindaci che hanno partecipato al progetto Capitale Italiana della Cultura 2025. Io avrei voluto vedere qua il nostro sindaco, quello di Agrigento, quantomeno quello di Porto Empedocle, ma purtroppo non c'è neanche la deputazione regionale e nazionale che rappresenta la città. Abbiamo visto soltanto la deputata Ida Carmina, che ringraziamo. Ma quello che ci chiediamo noi è: ma la bombola è china o è vuota? Questo è l'oggetto della protesta, questo deve essere. Siamo qui oggi per protestare contro questo impianto che è antistorico, fuori dal tempo e dallo spazio. Fuori dal tempo perché ormai sempre di più noi ci avviciniamo verso le energie rinnovabili. Già l'anno scorso abbiamo consumato il 13% meno di gas e sempre di più avremo meno bisogno del gas. Questo è un impianto che si realizzerà nei prossimi anni, quando la richiesta di gas di fatto non sarà più come oggi. E poi siamo contro perché la vocazione di questo importante territorio, importante da un punto di vista paesaggistico, storico e naturalistico, ma anche turistico, è contro praticamente l'interesse di questo territorio. Un impianto del genere significherebbe far morire questa economia che si basa principalmente sul turismo e sull'ambiente. Questa non è soltanto una manifestazione di contrarietà al rigassificatore per tutti i motivi che abbiamo sentito, cioè di impatto ambientale, di sicurezza e anche di ipoteca definitiva sull'uso del suolo, ma è anche una manifestazione che vuole proporre la direzione delle energie rinnovabili, che è la direzione intrapresa da tutto il resto del mondo civile e che incredibilmente noi stiamo seguendo, non stiamo seguendo, stiamo andando in direzione opposta. Questo Legambiente, anche assieme a un augurio per la pace, e spesso le fonti fossili sono anche motivo di guerra, che Legambiente partecipa a questa manifestazione. Ida Carmina ha voluto essere presente oggi qui a questa manifestazione contro il rigassificatore, a ribadire anche una sua posizione ferma alla Camera verso questa struttura. Intanto per onorare la memoria del nostro concittadino Luigi Pirandello, che appunto è morto il 10 di dicembre di 87 anni fa, e in questo sito che vorrebbe essere compromesso dalla realizzazione del rigassificatore abbiamo dato luogo a una sorta di piccolo flash mob con tutte le associazioni per dire il nostro no a questo scempio, allo scempio della nostra terra, allo scempio della nostra provincia. Io appunto già alla Camera in varie occasioni sono intervenuta anche facendo appello trasversalmente a tutti i deputati nazionali e regionali, a tutti i siciliani, perché prima di essere di destra o di sinistra noi abbiamo un dovere verso questa che è la nostra terra. L'Italia deve essere madre, non matrigna nei confronti della Sicilia e trattarci da colonia, da cittadini di serie C o D addirittura, perché se una cosa indifferibile e urgente
per noi, quella è la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento, di strade e autostrade e anche di ferrovie adeguate, e queste cose noi vogliamo che la gente lavori, non per costruire un impianto pericolosissimo che mette a rischio una città, gli ecosistemi, perché noi non potremo neanche più fare il bagno, lo sviluppo crocieristico perché si blocca il porto e anche la pesca, ma insomma che cosa vogliono fare? Per impianti che sono ormai desueti, perché in realtà non se ne fanno più rigassificatori infissi in terra, si usano queste navi tecnologicamente avanzate, ma se proprio deve essere meglio una nave offshore, ma assolutamente non questo scempio che vogliono fare nel nostro territorio. Anche il WWF ha voluto manifestare oggi qui contro il rigassificatore nella casa di Pirandello. Sì, qualcuno direbbe se non viene il WWF chi altri, e tutti gli altri sono delle presenze eccezionali, perché gli amici che stamattina hanno preso parola in questa manifestazione, che sono sicuramente tutte persone che hanno detto delle cose sensate e degne e che in qualche modo dovrebbero portare ad una riflessione gli agrigentini su ciò che è valore e ciò che è disvalore. Portare un'opera come il rigassificatore in una delle perle mondiali, che è la Valle dei Templi di Agrigento, è sicuramente un disvalore. Per quanto ci riguarda come WWF, a prescindere da dove ci troviamo, siamo sicuramente contrari, perché i giovani, i bambini ce lo dicono che produrre anidride carbonica significa produrre alterazioni climatiche, e consentire di ampliare il settore delle energie non rinnovabili per noi è sicuramente qualcosa di disastroso, non tanto per noi che fra 30 anni non ci saremo più, ma per i bambini che fra 100 anni ci saranno, per cui gas no, vita sì. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, torniamo tra poco. Spettacolo di beneficenza del Lions Club Agrigento Valle dei Templi al Teatro Pirandello. Margherita Trupiano. Presidente Cimino, questa sera il Lions Valle dei Templi fortemente impegnato su un tema, il cancro infantile, e una serata di beneficenza proprio in questo senso. Come l'avete strutturata? Sì, stasera sarà una bella serata di serenità e tranquillità. Noi abbiamo pensato sin dall'inizio di organizzare questo evento importantissimo per la ricerca sul cancro infantile. La serata sarà allietata da due comici molto importanti siciliani come Marco Manera e Pandolfo, ed è stato fortemente voluto dal nostro club Valle dei Templi e da tutti i soci. Questo è uno dei servizi fortemente voluto dal club internazionale e la fondazione di cui noi andremo a devolvere tutto quanto per questa ricerca. Ringrazio anticipatamente il nostro governatore che sarà stasera qui presente e tutti i nostri amici che hanno voluto far sì che questa serata riuscisse con questo atto di generosità. Avvocato Macaluso, oggi Agrigento lancia un forte messaggio, lo lancia per la ricerca, lo lancia per i bambini affetti da malattie oncologiche e riconferma l'impegno del Lions su questo tema. Assolutamente sì, Lions International è sempre stato vicino a quella che è la tematica del cancro infantile, è una delle tematiche che rientra del resto anche nelle priorità di Lions e della nostra fondazione Lions International LSIF, che appunto ha come scopo queste grandi cause umanitarie, oltre a essere sempre il nostro braccio operativo per quanto riguarda le emergenze sia sul piano nazionale che sul piano internazionale. Diciamo che la fondazione è la parte, io la definisco la più bella storia di solidarietà che ci possa essere, perché è presente in tutte le parti del mondo e permette di intervenire subito, soprattutto quando ci sono stati disastri
gli ultimi disastri, parliamo per toccare proprio da vicino il disastro alluvione in Emilia-Romagna, quando ci sono stati vari terremoti nel mondo, la guerra in Ucraina è sempre intervenuta. La tematica del cancro infantile rientra tra le cause umanitarie assieme a vista, giovani, ambiente, per cui la Fondazione si è sempre spesa. Diciamo che l'evento di questa sera mira alla raccolta di fondi, con uno fine specifico che è quello della ricerca per il cancro infantile. Dottor Antonino Savarino, oncologo di chiara fama, questa sera chiamato da Lions a parlare di cancro infantile con la sua esperienza per una serata che vuole dare sostegno alla ricerca. È una bellissima iniziativa e un plauso va al dottore Cimino, presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, perché ha posto in essere questa iniziativa di solidarietà. I tumori infantili sono delle bruttissime malattie, per fortuna sono malattie rare. Noi in Italia abbiamo un'incidenza attesa di circa 1400-1500 nuovi casi dei bambini sino a 14 anni e circa 800 nuovi casi negli adolescenti dai 15 ai 18-19 anni. Sono tumori completamente diversi rispetto a quelli che colpiscono l'adulto, che riconoscono fattori di rischio completamente differenti. Per esempio non c'entra niente lo stile di vita, non c'entra niente l'alcol, non c'entra niente il fumo di sigarette, non c'entra niente l'attività fisica. Sono neoplasie embrionali, solitamente embrionali, che traggono origine da un errore di sviluppo. Le neoplasie infantili possono essere neoplasie del sangue, molto frequente la leucemia linfoblastica acuta, o neoplasie solide, per esempio i tumori del sistema nervoso centrale. In realtà negli ultimi 30 anni i progressi della ricerca hanno consentito di curarli bene, tant'è che noi riusciamo oggi a guarire l'80% circa dei bambini che si ammalano di questi tumori. E le terapie che si utilizzano sono terapie quali la chemioterapia, quali la chirurgia e adesso anche l'immunoterapia. La ricerca è importante perché visto che noi guariamo tanti bambini dobbiamo porre in essere anche qualcosa che va al di là della sola guarigione, perché purtroppo le chemioterapie per esempio possono dare anche delle tossicità a lungo termine e allora la ricerca deve essere finalizzata non solo a trovare farmaci che servono ad essere sempre più efficaci, ad ottenere sempre più guarigioni, ma farmaci che devono essere anche sempre meno tossici per evitare che il bambino di oggi possa domani essere un adulto che sviluppa delle comorbidità e quindi per garantire al bambino che si ammala di tumore infantile di guarire dal tumore, ma di avere uno sviluppo psicofisico normale, di conservare la sua fertilità, di avere una famiglia, di avere dei figli e di avere una qualità di vita normale, evitando delle comorbidità che talvolta possono essere legate alle terapie che se da un lato guariscono il cancro infantile, dall'altro lato, se non gestite adeguatamente, possono determinare delle comorbidità che alterano la qualità della vita. Quindi ben vengano queste iniziative, ben venga la ricerca, perché con la ricerca si riesce a dare non solo una speranza di vita, ma una speranza di ottima qualità di vita ai bambini che saranno gli adulti del futuro. Il Teatro Pirandello sempre aperto quando c'è da lanciare messaggi positivi e messaggi che in questo senso hanno una grande ricaduta su una fetta debole della società. Ecco il saluto del direttore. Assolutamente sì, il teatro non può che essere al fianco di tutti quelli che hanno questi buoni propositi e specialmente con Lions Valle dei Templi che ci onora stasera della sua presenza qui in teatro per un'attività benefica che gli fa onore e fa onore a tutta la città. Questa importante manifestazione con due comici di fama nazionale che aiuterà tante persone che hanno bisogno specialmente in questo periodo.
in cui ce n'è tanto veramente bisogno. Una serata particolare qui dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Ciao a tutti amici di TVA, stasera è stata una serata meravigliosa al Teatro Pirandello di Agrigento con il Lions Club per un progetto veramente pieno di solidarietà, pieno di speranza e soprattutto per sostenere chi aiuta i bambini che stanno male. Quando ci sono i bambini che stanno male noi veramente facciamo il lavoro di teatranti, di comici, ma praticamente per dare il nostro contributo, perché veramente sono situazioni molto difficili, ma noi sensibili a questo argomento ci troviamo disponibili a partecipare. Quindi grazie a voi per l'invito e buona vita a tutti coloro che ci seguono da TVA. Questo spettacolo qui organizzato dal Lions è stato un enorme piacere tornare al Teatro Pirandello, lavorare per i Lions e lavorare soprattutto per il progetto che porta avanti i Lions, che è un progetto molto importante di grande solidarietà. Noi ci abbiamo messo il sorriso, ci abbiamo messo l'allegria e adesso tutto il pubblico ci ha messo la sua partecipazione anche economica a questo progetto e per noi è la cosa più bella del mondo. Grazie di averci invitato e speriamo di tornare presto. Presepe vivente il 16 e 17 dicembre dalle 17:30 alle 20 nel sagrato della parrocchia San Nicola a Fontanelle. Il presepe vivente rientra tra le manifestazioni del Natale, tra cui le novene in vari punti del quartiere. Arturo Cantella ha intervistato l'onorevole Calogero Pisano sull'aeroporto di Agrigento e sulla sua attività parlamentare. Onorevole, si è parlato di aeroporto all'ordine degli ingegneri in questa manifestazione, abbiamo visto anche l'intervento dell'ingegnere Amel che ha curato il progetto. Ecco, ci aggiorni sui tempi, se c'è qualche novità in merito? No, diciamo che si è parlato di aeroporto, ma si è parlato anche di infrastrutture, che è il tema principale di questa provincia. Oggi questa provincia soffre di un gap infrastrutturale forte. Per quanto riguarda l'aeroporto, la provincia sta facendo il suo percorso, sta aggiornando il progetto e tutti i pareri che erano stati dati e naturalmente entro la data di fine marzo dovranno essere mandati sia alla Regione che al Ministero dei trasporti, quindi il suo iter della legge sta andando avanti ed è giusto che ora sono i tecnici a lavorare sul progetto, quindi diciamo che la politica ora in questa fase non c'entra poco perché sarà un fattore tecnico. Per quanto riguarda intanto la manifestazione che questa sera io sono stato invitato, è una manifestazione di grande livello dove si vanno a premiare tutte le migliori energie positive nell'ambito dell'ingegneria e tutti i nostri tecnici che hanno comunque creato le infrastrutture e la parte strutturale del nostro territorio. Onorevole, siamo a fine anno, possiamo fare un bilancio della sua presenza al Parlamento per il nostro territorio, oltre che ovviamente per l'aeroporto? Sì, io a un anno della mia elezione posso dire di aver contribuito in questo territorio a portare, se così si può dire, a dare un contributo per Agrigento Capitale della Cultura, ma non solo Agrigento Capitale della Cultura, che mi sono messo a disposizione per il sindaco, per la mia città e ci tengo a dirlo, e siamo riusciti con un progetto abbastanza importante a portare dentro un trofeo importantissimo che vale veramente la storia di questa città e lo dobbiamo dire, lo dobbiamo difendere. Oltre a questo abbiamo fatto una programmazione per quanto riguarda il PNRR, come già nelle interviste precedenti stiamo portando assieme all'onorevole Di Mauro e altri deputati del centrodestra, stiamo portando avanti il CIS, il quale lunedì pomeriggio ci sarà un'altra riunione con i sindaci della nostra provincia. Stiamo andando avanti in sinergia con i deputati regionali, il nostro governo per portare dei finanziamenti per la città, oltre a questo naturalmente la legge Pisano che si trova nel DL Sud che riguarda l'aeroporto di Agrigento, che c'è la legge, ci sono anche i soldi messi da parte, speriamo che va tutto come deve andare. Dall'altra parte per Lampedusa e Linosa un finanziamento di 45 milioni di euro, sempre il decreto Sud, e anche tante altre iniziative che sono state fatte. Diciamo che per me è stato un anno veramente importante, un anno dove ho portato dei risultati per la mia provincia e sono veramente contento e orgoglioso di quello che ho fatto. Siamo giunti allo sport, calcio, l'Akragas ancora senza vittorie. Carmelo Lentini.
L'Agregas non riesce più a vincere. L'ultima volta è stata il 5 novembre contro la San Cataldese ed il pari esterno con il San Luca ha messo in evidenza la poca pericolosità del reparto avanzato. Purtroppo la compagine dei Templi, malgrado abbia presentato un centrocampo esperto con Sciama, Garuffo e Sanseverino, ha costruito poco per servire degnamente l'attaccante Leuca. Primo tempo opaco per la compagine dei Templi che ha rischiato lo svantaggio su una conclusione di Ficare che ha colpito il palo. Troppo statica e macchinosa, l'Agregas non riusciva a giostrare bene sulle fasce. Da menzionare solamente una conclusione pericolosa di Di Mauro al 15° e un'altra di Giama su punizione al 43°. Nel secondo tempo, girandola di sostituzioni e con l'entrata di Grillo, Marrale ed Inserillo, l'11 di Coppa sembra avere acquisito una maggiore dinamicità. Infatti si intravedono più puntate verso la porta avversaria, tant'è che un gran tiro di Grillo colpiva i legni della porta avversaria. Un pari che alla fine ci sta tutto e permette ad entrambe le contendenti di compiere un piccolo passo in avanti. Nel contempo scontenta maggiormente l'ambiente biancazzurro che con il San Luca meditava ben altro risultato. Con i 9 innesti arrivati in settimana la squadra dovrà essere rodata meglio e solo con un lavoro costante e certosino si potranno raggiungere i risultati sperati. Al giro di boa del girone di andata mancano appena un paio di gare. Domenica arriva il Siracusa all'Esteneto e poi mercoledì 20 dicembre si giocherà l'ultima trasferta dell'anno a Portici e solo allora si potranno trarre le prime conclusioni. L'unica gara terminata sul nulla fatta è stata proprio quella tra San Luca ed Agregas. Le altre in programma infatti hanno registrato dei gol, ma vediamo quali sono stati i risultati. A Ciriale batte Canicattì 1-0, a Gioia Tauro Ragusa batte Gioiese 4-1, il Trapani è passato a Licata per 2-1, il Portici ha stravinto con il Castrovilla per 5-0, Reggio Calabria Locri 1-0, San Luca Agregas, come avevo detto poc'anzi, 0-0, Siracusa Vibonese 2-2. Per quanto riguarda la classifica generale, il Trapani, vincendo fuori casa con il Licata, si porta a 4 punti di vantaggio su Siracusa, che ha diviso la posta in palio con la Vibonese. L'Agregas si ritrova all'8° posto in una zona maggiormente più tranquilla. L'ultimo risultato riguarda la San Cataldese che è andata a vincere contro ogni pronostico sul campo della Nuova Egea. Hanno riposato Real Casalnuovo e Sant'Agata. Mister Marco Coppa, un commento su questo pareggio, l'approccio non è stato dei migliori, meglio l'Agregas della ripresa? Sì, assolutamente sì, diciamo che ci aspettavamo una partita dura, tosta, contro una squadra che devo dire che credo che sia risorta in maniera definitiva. Purtroppo voglio dire l'abbiamo beccata noi, ma è una battuta, in un momento, come ho detto alla vigilia, in un momento positivo che loro stanno attraversando. Questi ragazzi avevano tanta voglia di mostrare la nuova proprietà, i nuovi dirigenti, con alcuni nuovi acquisti. Noi abbiamo fatto sicuramente meglio al secondo tempo. Per me è un punto importante perché secondo me sarà difficile andare a conquistare punti fuori casa contro il San Luca, adesso contro questo San Luca, per cui per me oggi è un punto importante guadagnato in questo campo. Perché questo primo tempo poco brillante dell'Agregas e tanti errori in fase di possesso palla? Sì, è vero, oggi ragazzi, nonostante noi siamo una squadra che sul fraseggio cerchiamo di costruire un po' la nostra forza, abbiamo sbagliato tanti passaggi soprattutto in mezzo al campo. Poi invece cosa che abbiamo fatto molto bene nella ripresa e l'abbiamo fatto anche con una certa intensità, una certa velocità, e lì probabilmente ho detto ai ragazzi dello spogliatoio l'ultimo quarto d'ora se ci avessimo creduto un po' di più avremmo portato secondo me la partita a casa. E forse a quel punto inconsciamente i ragazzi hanno pensato va bene, portiamo a casa un punto che è comunque un risultato positivo, però io sono convinto che se ci avessero creduto un tantino di più avevamo la partita ormai in mano, l'ultimo quarto d'ora e 20 minuti. Ecco, questo punticino che valore ha, che importanza ha per la classifica dell'Agregas? Te l'ho detto prima, a prescindere dalla classifica, che credo che anche per quanto riguarda la classifica, per i risultati che mi hanno detto, credo che sia comunque sempre importante,
ma è un punto però conquistato fuori casa contro una squadra che non è assolutamente, come qualcuno definiva, una squadra morta, assolutamente il contrario, quindi secondo me oggi siamo venuti a prenderci un punto, molte squadre gliele lasceranno qui i punti. E ancora calcio, la Pro Favara vince il derby con lo Sciacca, il servizio di Giuseppe Moscato. È andato alla Pro Favara il derby con l'Unitas Sciacca, valevole per la 15ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. I gialloblu di mister Gaetano Catalano hanno vinto di misura contro la coriacea formazione della Città delle Terme con una rete del difensore Noto, una vittoria che non cambia la classifica, avendo la capolista Nissa vinto la sua gara con il Mazzara, mantenendo quindi i 6 punti di vantaggio. Per la Pro Favara ha fatto il suo debutto il portiere Tommaso Scuffia, che si è fatto subito apprezzare per alcuni determinanti interventi, su tutti la grande parata sulla conclusione del sempre presente Concialdi. Debutto casalingo anche per lo svedese Adin Bukva, inserito in rosa dopo la partenza di Cannavò e Garufo. È stata una gara che la Pro Favara ha giocato a viso aperto, peccando un po' troppo nelle conclusioni, non riuscendo a concretizzare diverse occasioni gol, subendo anche il gioco in attacco dello Sciacca che in diverse occasioni si è reso pericoloso. È comunque una Pro Favara che deve ancora migliorare e che necessita sicuramente ancora di qualche innesto, rinforzi che potrebbero arrivare subito dopo la pausa natalizia per dare nuovo slancio alla squadra, per non rischiare di distanziarsi ancora di più dalla Nissa, saldamente in testa della classifica fin dalla prima gara del campionato. Ma sentiamo i protagonisti dell'incontro. Sì, è vero, sapevamo che era una partita difficile. Lo Sciacca, oltre ad avere un organico importante, in settimana ha cambiato anche allenatore e quindi sicuramente avevano stimoli importanti, perché quando cambia allenatore si cerca sempre di mettersi in mostra, e credo che oggi lo Sciacca ha fatto la sua onesta partita. D'altra parte credo che noi abbiamo fatto una partita importante, perché credo che subito abbiamo avuto 2 o 3 situazioni importanti dove potevamo sbloccare la partita, non l'abbiamo fatto. Abbiamo rischiato in qualche ripartenza di subire anche il gol, però devo dire che i ragazzi sono stati abbastanza bravi, attenti, fino a che abbiamo tanto insistito, fino a che siamo riusciti a sbloccare la partita, e poi da lì credo che l'abbiamo gestita abbastanza bene, perché nella seconda parte della gara abbiamo rischiato quasi poco e niente. Quello che dobbiamo migliorare sicuramente in qualche ripartenza che abbiamo avuto, dove si poteva anche fare il 2-0 e non l'abbiamo fatto. I nuovi innesti già subito in squadra, il portiere, la sua prima per la Pro Favara, mentre Bukva già è al suo secondo impegno. Sì, il portiere credo che non ha bisogno di presentazione, è un portiere importante, un portiere che sta dando già dal primo impatto tranquillità, serenità ai ragazzi, lo dimostra anche in campo. Per quanto riguarda Adim, è la seconda presenza che fa con noi, ancora magari si deve integrare con il gruppo, con il lavoro che andiamo a fare, però credo che sia domenica a Casteldaccia che oggi ha fatto anche un'ottima prestazione. È un organico che può e deve essere migliorato? Ma stiamo cercando con la società, col direttore, di trovare quell'elemento giusto che ci serve ancora per completare la rosa, e da qui in avanti poi resteremo sempre questi, perché secondo me questo è un organico importante, l'abbiamo dimostrato fino adesso e lo continueremo a fare fino alla fine, perché ne sono convinto. È troppo il gap con la Nissa? Ma sono 16 partite, tutto è possibile. Io quello che ho detto ai ragazzi fino a stamattina è: dobbiamo cercare di vincere più partite possibile, poi alla fine tireremo le somme. Mister Calfano, l'Unitas Sciacca ci ha creduto fino in fondo, ha lottato alla pari. Forse se dovessimo andare a un risultato del pugilato, magari ai punti, la Pro Favara ha meritato di vincere o no? Ma chi vince, chi fa gol vince, quindi sicuramente loro l'hanno fatto, anche se avrei molto da dire. Andatelo a vedere il gol, poi vedete se era fuori gioco o no, è un fuori gioco nettissimo. Ma a parte questo, credo che io devo fare complimenti alla squadra, ai ragazzi, perché incontrare una grossa squadra del genere e tu stare in partita fino alla fine, te la sei giocata alla pari. Primo tempo bellissimo da tutte e 2 le parti, noi abbiamo rischiato 2 o 3 volte per
passaggi in uscita, abbiamo preso dei contropiedi dove loro potevano far gol, ma poi abbiamo fatto 20 minuti dove abbiamo avuto 2 o 3 palle gol anche noi. Poi abbiamo preso un gol su un calcio da fermo, palla rimessa dentro, un tiro sbagliato, fuori gioco nettissimo. Detto questo, secondo tempo la partita si era messa sicuramente meglio per loro, come volevano loro, perché con quei 3 lì davanti, con Lucarelli, Figarotta e La Piana, in contropiede era facile. Invece la squadra è stata ordinatissima, è stata in partita fino alla fine, non abbiamo mai fatto tirare in porta, abbiamo creato i presupposti per il pari e il ragazzino ha avuto una palla Graci che l'ha svirgolata dalla retta piccola. Credo che i ragazzi, io credo che meritavano sicuramente il pareggio, però come ho detto prima, complimenti al Favara, ma stiamo parlando di una squadra costruita per il vertice, quindi devo fare solo complimenti ai ragazzi. Qual è invece il campionato dell'Unitas Sciacca? Ma il campionato è quello di intanto fare l'ultimo sforzo domenica, perché i ragazzi giustamente cambiare 3 allenatori in 4 mesi significa che c'è qualcosa che non va. Da gennaio sicuramente inizierà il nostro campionato, il nostro programma è quello di fare il meglio possibile, cercare di arrivare il più in alto possibile. Il nuovo portiere della Pro Favara, Scuffia, subito si è fatto apprezzare per le sue giocate. Una bella partita contro l'Unitas Sciacca. Sì, una bella partita contro un'ottima formazione, avevano dei buoni giocatori per la categoria. Abbiamo cercato a tutti i costi di portare a casa la vittoria, perché comunque ci serviva per poter rimanere nella scia della Nissa, e ci siamo riusciti. Com'è stato il tuo arrivo a Favara? No, mi sono trovato subito bene, i compagni mi hanno fatto trovare subito a mio agio, sono contento di essere qui, è la mia prima volta in eccellenza, però onoreremo la maglia fino all'ultima partita. Pro Favara, secondo posto in classifica, la Nissa per il momento un po' più in alto, ma come diceva il mister ci sono ancora diverse partite. Sì, come diceva poco fa il mister, ci sono ancora 16 partite, c'è ancora lo scontro diretto, anche se giocheremo da loro, però non si può mai sapere, un loro passo falso, una nostra vittoria, ci ritroviamo magari allo scontro diretto a -3 e possiamo giocarcela fino all'ultimo. Noto l'uomo gol per la Pro Favara, una bella soddisfazione. Sì, sicuramente una grossa soddisfazione personale, ma soprattutto per la vittoria che abbiamo ottenuto, è una vittoria fondamentale per il proseguo del cammino. Una partita forse un po' più difficile del previsto? No, lo sapevamo che lo Sciacca è una squadra importante, una squadra organizzata con delle ottime individualità, ce l'aspettavamo così, è stata una partita sofferta, però l'importante è aver raggiunto il risultato. Ogni tanto si è visto anche qualche colpo duro. Sì, ormai tutte le partite sono tutte partite maschie, non c'è da meravigliarsi, il campionato è questo e ci dobbiamo fare trovare sempre pronti. 9 innesti applauditi dal pubblico, va bene così? No. Ci vuole qualcos'altro? Assolutamente sì, stiamo lavorando per migliorare ancora qualcosa, anche se migliorare questa squadra non è facile, anche perché è una squadra molto di qualità, quindi per migliorare bisogna trovare qualcuno che sia, diciamo, non possiamo ragionare solo per prendere un giocatore, dobbiamo ragionare per prendere un giocatore importante e ci stiamo lavorando. Il centrocampista è un attaccante che ci serve sempre di un certo spessore. L'appoggio della società naturalmente non manca. Assolutamente no, l'abbiamo dimostrato con Scuffia, facendo arrivare Adimi, che comunque è un ragazzo che è appena arrivato, quindi bisogna dargli un po' di tempo, è un ragazzo che non ha mai giocato in eccellenza, ha fatto sempre Serie D negli ultimi 4 anni, probabilmente soffre un po' la tensione perché è la prima volta che viene diciamo in Sicilia e quindi non è abituato a questi tipi di partite. Diamogli tempo perché è un buon giocatore. Chiaramente abbiamo necessità di mettere dentro qualche altro attaccante. E infine una panoramica sugli altri campionati, sempre di calcio. In eccellenza Girone A continua a distanza l'inseguimento alla Nissa, che anche oggi ha superato lo scoglio domenicale rappresentato dal Mazzara. Ha vinto con un secco 5-0. Risponde bene la Pro Favara, che si aggiudica il derby con lo Sciacca grazie alla rete vincente di Noto. Vince invece l'altro Mazzara 46, che supera il Forte Marineo. E da menzionare che sono state ben 26 le reti segnate
Grazie a questi risultati, Pro Favara Sciacca 1-0, Don Carlo Misilmeri Aspra 6-0, Fulgatore Accademia Trapani 2-1, Geraci batte Castelgiaccia 5-0, Nissa batte Mazzara 5-0, Mazzara 46 supera il Marineo per 2-1, Athletic Club Palermo Super Giovane Castelbuono 2-0 e Castellammare Folgore 1-0. Nel campionato di promozione Girone A termina in parità il derby della montagna tra Camarat e Gemini, grazie alle reti di Muratore e Dispensa. Torna a vincere l'Empedoclina, anch'essa in derby con Casteltermini. La gara è stata decisa da una rete di Castronovo, ma vediamo i risultati di questa giornata. Camarat Gemini 1-1, Parma Val sconfitto in casa dal CUS Palermo per 2-1, San Vito Lo Capo Marsala 3-4, Empedoclina Casteltermini 1-0, Giardellinese Alcamo 2-4, Iccarense Partinica Audace 0-3 e San Giorgio Piana Bagheria 3-1. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.